Ma che è successo? Ma che è successo? Oh, quanto mi mancava! Guarda questo! Che figata! Sto rimanendo a piedi, raga, affogato! Ma come? Oh! Turbo a pazzo. Ops, c'erano i carabinieri lì. Ma quella è lei che è una criminale, ma cosa volete da me? Ispira proprio la criminalità organizzata. No, cioè non organizzata, anche da soli. Però se si esce in gruppo è più bello. Ragazzoli, oggi vedete montate sullo specchietto della mia R1 una Ace Pro 2 e una GoPro Hero 13. Saremo... vabbè, ma fa troppo bordello lo scarico per stare a fianco ai carabinieri. È una situazione complicata questa. Mi infilo di qua e me ne vado zitto zitto. Missione compiuta. Come vi stavo dicendo, siamo qui per confrontare la 13 Black e la Ace Pro 2. Vi farò vedere un po' le differenze sostanziali tra le due cam. Vi avviso già che c'è un abisso tra le due. Personalmente, come sapete, ad oggi ci collaboro con Insta360, ma in questo video non sarò di parte, anche perché a differenza di tanti creator che per anni ve le hanno sponsorizzate ma poi utilizzavano la GoPro, e vi parlo fino alla versione Ace Pro 1 che era già spettacolare, tutti quanti sì la sponsorizzavano ma poi utilizzavano la GoPro. Io sono stato uno dei primi, se non forse proprio il primo, a credere in questa azienda come creator, senza sponsor, senza nulla, ad aver acquistato una X2, una One RS, e ho iniziato a portare i miei video proprio con queste cam. Personalmente ad oggi Insta360 come azienda ha investito tantissimi ma tantissimi soldi nello sviluppo, nei nuovi prodotti, e hanno cacciato veramente ad oggi dei prodotti eccezionali come la Ace Pro 2, che con il Pure Video Plus fa delle riprese notturne eccezionali, le avete viste e ne vedrete anche in questo video. Ma un altro prodotto che mi piace tantissimo è la X5, prodotto che veramente questa volta hanno cacciato il top di gamma per le riprese a 360. Adesso con la nuova X5 è possibile anche di notte realizzare quelle riprese a 360 gradi fantastiche, sì, proprio grazie al Pure Video, che vi permette riprese al top anche con scarsa luminosità. Ed è proprio per questo che vi ricordo di approfittare adesso degli sconti, sì, perché sono attivi degli sconti sia per la Ace Pro 2, sia per la Ace Pro, per la Go 3S, che per la X4 e per la X5, e con tutte queste cam avrete il kit moto in omaggio, quindi approfittatene adesso. Già siete in tanti che avete utilizzato il link per acquistare e a breve scadrà, quindi affrettatevi. Io devo prendere il telepass. Mi fermo un attimo che devo impostare la posizione. Mettiamo pizzo casoria proprio perché, raga, stiamo andando a prendere i pezzi di ricambio delle nuove ovali che sono arrivate al campo. Oh, vabbè, diciamo che già il mio touch sta bello rovinato, poi io lo uso anche con questi guanti. Portami da pizzo a casoria. 2000 years later. Quanto mi mancava fare queste curve, ma quanto è bella l'R1, sì! Ma no, che goduria, raga, che curva! Ero a terra praticamente. Madò, raga, raga, raga! Che bello, quanto mi mancava fare le curve. Sto prendendo la moto troppo poco e solo per lavoro. Voglio uscire la domenica, porco Giuda, voglio uscire la domenica e voglio cercare e trovare il tempo per andarmi a fare un passo decente. Navigatore, ti riprendi perché io non so dove cazzo devo andare? Vai a cagare, telefono di merda. Dici perché uno sclera? Perché c'ho il telefono di merda.
Sì, ma perché il navigatore non si riprende, porco Giuda? Ma quanto è vicina questo aereo? Che figata! Ci voleva uno scatto adesso! 2 cacciavicini! No, 2 caccia. Però 2 piccoli aerei. Oh, si è ripreso! Si è ripreso il navigatore! Peccato che a destra non posso piegare, ancora lo scarico vecchio e lo gratto tutto, raga. Lo gratto veramente tutto. Manca poco a bucarlo, quindi è meglio non esagerare a destra. Fai la brava che qua ci sparano addosso. Siamo a Casoria, ti ricordi che c'erano i camorristi qua? One eternity later. Oh, comunque che bello, sono andato da Pizzo, ho beccato sto signore adulto sulla quarantina, cinquantina che mi seguiva, ed è bello quando le persone adulte capiscono che semplicemente dietro i reel ci sono delle cose estremizzate, mostrate proprio per attirare l'attenzione su YouTube. Mi ha detto: guarda, non ti conoscevo di persona, ma mi aspettavo che eri così, mi aspettavo prima o poi di incontrarti e di conoscerti, ed è una cosa spettacolare sto fatto, mi piace troppo, soprattutto poi l'intelligenza delle persone che non si fermano a un contenuto breve fatto su TikTok o su Instagram proprio per portare numeri a YouTube, che alla fine è lì dove mi faccio conoscere e parlo un po' più di me stesso. Adesso stiamo andando al campo per l'Urban Fest, per l'evento di domani, sono stracarico, e adesso vi parlo anche un po' delle differenze sostanziali tra la Ace Pro 2 e la GoPro. Iniziamo col dire tutti i punti a favore della Ace Pro 2. POV più ampio, schermetto 70% più luminoso rispetto alla GoPro. Raga, questa è una cosa personale proprio. Le funzioni che hai con la Ace Pro sono completamente diverse. La GoPro è ferma a quando avevo anch'io la Hero 8, ferma, lenta, non è intuitiva. La Insta è tutt'altro mondo, su questo anche per l'app, ma poi ve ne parlo più avanti. Adesso stanno registrando entrambe a 4K 60 fps con l'HDR attivo. Questa è la qualità che vedete e potete capire stesso voi che la Ace Pro 2 è tutta un'altra storia. Oltre questo, adesso vi lascerò l'audio originale delle 2 clip, potete vedere quanto la clip antivento riduce completamente il suono. Anche poi vabbè, ai chip dell'intelligenza artificiale che hanno integrato all'interno. Questa è l'unica cam ad avere un chip con l'intelligenza artificiale che vi permette di avere delle immagini sempre più nitide, sempre più chiare, e di eliminare quella rumorosità che si crea tante volte nelle immagini. Oltre a questo, l'applicazione, grazie sempre all'intelligenza artificiale, è dotata di editing automatico, è dotata di tante funzioni che agevolano l'editing. Per dirvi una che amo tantissimo, io che riprendo per ore e ore, lei ti evidenzia i momenti salienti, i momenti in cui parlo, e te li mette tutti quanti in evidenza. Raga, questo svolta tutto, credetemi, veramente per chi fa video è un qualcosa di eccezionale. Ed il bello è che, ok, tu dici Vale, ti salva solo il parlato. No, io se sto impennando, se faccio qualcosa di estremo dove non parlo, lei lo stesso riesce a percepirlo, e credetemi raga, questa cosa è fuori di testa. Inoltre poi la qualità della lente Leica, foto a 50 megapixel in confronto alla GoPro che le fa a 40 megapixel, è una spanna in più su tutto. Ho rischiato di perdere la GoPro, colpa mia raga, perché ho perso un gommino del supporto. Sono un Peter Cappella. Guardate questo com'è stabile, questo si sta mangiando pure lo specchietto perché ho perso un gommino dentro, e quindi di conseguenza non attutisce bene tutte le vibrazioni. Qua balla un poco perché porca vacca non c'ho il gommino. Capita anche questo di perderli. Io penso che resterò a piedi, molto probabile. Mi troveranno a venire a portare la benzina.
Ragazzi, chiedo scusa, Amaron. Sciabotta, mannaggia, me l'ha chiesto scusa. Ma io non lo puoi insultare, quando chiedono scusa non li puoi insultare. Anche se ti rischiano di ammazzarti, dai. Io sono di questo parere e mi vedete non tanto scontroso, ma tutte le volte sono scontroso perché mi mandano anche a fare in culo, capito? Ma qua è palesemente torto. Io sì sto sorpassando al centro, cosa che fanno tutti gli scooter, sto andando alla stessa velocità delle auto, sto andando piano. Però cazzarola, ma guardate gli specchietti, o mettete le frecce. Lui ha chiesto scusa e ha perfettamente ragione, io non posso dirgli nulla. Si sbaglia e quindi va bene così. Però se avesse urlato sarei stato pronto a fargli la guerra. Oh, vediamo quanti chilometri faccio a riserva con questo scarico e con la mappa. A questo punto stiamo rischiando, rischiamocela. È vero che fino a 23 km ho guidato un po' aggressivo. Adesso diciamo che sto guidando molto ma molto più tranquillo. Sono in sesta marcia, sto facendo scorrere la moto in modo tale che così almeno spero di riuscire ad arrivare al campo. Anche se l'ultima volta con questo scarico senza mappa ha fatto 22 km di riserva. Adesso siamo già a 29, quindi è vero che la mappa ti fa consumare molto meno. Aspetta, eccolo. E adesso non ho nemmeno più l'attrito dell'aria. Sono un genio. Prendi la scia del furgone e consumiamo la metà della metà della metà della metà della benzina. Però mi sono rotto il cazzo. Dovrò mettergli ancora una volta l'additivo per pulire gli iniettori. Ormai va avanti ad additivo per tutti questi esperimenti che gli stiamo facendo fare. Però c'è sempre tutto bello pulito. Un bel pieno di 100 ottani, mettiamo un po' di additivo e la moto ritorna a risplendere. Questo che cazzo lanciava? Le pietre. Sto rimanendo a piedi, raga, affogato. Ti prego, dimmi che c'è una pompa di benzina. Metti la sesta, arriviamo dove dobbiamo arrivare. Dai, R1. Devi fare altri 3 km. Ti prego, R1. Prego, R1. Sono altri 3 km. Poi il record ce l'abbiamo da originale, 44 km in Sicilia. Però tutti quanti fatti molto con calma. Qui abbiamo fatto una metà full gas e una metà più piano. Ma questo si è scontrato qua dentro. Ah no, dicevo io, come cazzo. Amici biker, ce la facciamo. 37,1. Dovremo mettere la benzina del campo. Sarà la nostra area di safe. Stiamo arrivando in zona safe. Ci siamo. Ok, posso rimanere anche a piedi adesso. Guarda come scoppietta. Si sente che hai poca benzina, eh? Oh, 38 km, raga. 38 km, il vuoto l'ha dato, quindi veramente penso riesca a fare un altro paio di chilometri. Oh, sto arrivando a piedi. 38 km di riserva, fra. In coppa d'agenzia stavo impennando. Wow, affogato, ho detto vai piano, c'hai altri 4 km da fare, portami al campo. Sì, è perché sto testando in questo momento la qualità della Ace Pro 2 e della 13 Black. Dato che me lo chiedono tantissimi, faccio un confronto e ti posso dire che GoPro è arretrata 10 anni. Sì, è rimasta, te lo giuro, è rimasta ferma all'Airo 8. Ma non è mai cambiato, cambia il case attorno, cambia qualche strozzata, ma già solo la cosa più bella, più semplice, c'è ancora le linguette sotto. Guarda questa. Abbiamo visto il video tu al buio, mi ricordo. C'è, sì, no, ma al buio c'è, guarda questa, c'è io, plug and play, fra, niente sbatti. Smonta questa. Devi sfidarla. Ma vaffanculo GoPro, rimani agli anni 80. Raga, aspetta che gli devo far vedere il campo da basket. Ah, guarda là, c'è anche il campo da basket. Oh, hai imparato a camminare. Hai imparato. Raga, domani qua ci sarà un mega evento. Tenetevi pronti perché veramente spaccheremo tutto per quello che stiamo combinando. Che gli stavi rubando la moto? L'ho visto, l'ho scamato. Ma vattene a fanculo. Later that night. Raga, Ace Pro 2 per registrare, modalità Pure Video, 4K 60 fps. Andiamo ad accendere anche questa. Per impostare la GoPro, raga, vi posso dire che è stato un esaurimento. Madò, che raga, è un esaurimento impostare questa, come si mette, cioè non c'è una modalità luminosa chiara. Invece qui Pure Video Plus 4K 30 fps, vado sul tranquillo. Qui vabbè, monta la tua GoPro, un oggetto fisso, prendi una luce, un flash. No, metto questo, un oggetto fisso. Ma tutti oggetti fissi.
Io non sono un oggetto fisso, non mi compro la GoPro. Ti permette di giocare con la velocità e il tempo effettuando riprese temporizzate. Ma io non voglio il temporizzato. Vabbè, scio luminoso e veloci. Ragazzi, è una merda, questa è super intuitiva. Ma è così scura la modalità della GoPro, non la capisco. Ma quanto è strana questa cam. Elaborazione. Ah, ma scie luminose si vede così a tratti. Fermati, mettiamo quest'altro. Io non la capisco. Ho letto anche, non era nulla chiaro. Anche dall'app questo che stai facendo? Tieni ferma la fotocamera. Oh my god, ma che merda. Io faccio i video in moto. Devo tenere ferma la fotocamera. Moments later. Sospetto di batteria secca così. Ma come? Metti in contatto. Andato? Che è successo? Il polo si è staccato. È un po' col polo. Vabbè, io la blocco questa cosa, non so. Adesso proviamo l'altra modalità. Mentre il mio pure video continua ad andare tranquillamente. Qui non ho cambiato nemmeno la batteria, quella l'ho dovuta caricare. Beh, vi spengo. Ah, è ritornata un po' di benzina. Alla fine non siamo arrivati nemmeno tanto a secco. Quanto sei strana con questo cepino, con questo. Ma che è successo? Hanno costruito il ponte! Poi dobbiamo andare sul ponte a fare gli spari. Oh, fratelli, hanno costruito il ponte! Hanno costruito il ponte! La strada buona, sta nella 10 Max Turbo a pazzo. Oh, che fai? Che stai dicendo? Voglio sullo scarico. Sta a posto. Tutto a posto. Ludo! Stanno in T-Max Turbo, stanno. Sta a posto? Tutto a posto. Ciao ciaccara. Dalle impostazioni devi metterlo sopra proprio alla piattaforma inerziale. Metti il launch, tieni premuto questo, te lo attiva sullo schermetto qua, ti esce LCD. Ha messo la 07? Perché c'ha il launch la 07? Non ci controlla, non lo sapevo. Andica suo personalizzato. Potenza, traction control, slittamento, l'antimpennata, il cambio, il quick shifter. No, ma premo questo tasto centrale, me lo attiva. Ok. Io mi devo rubare un mezzo, voglio impennare pure io. Ragazzi, scusatemi, ma da rubare il mezzo di qualcuno. Mi rubo il mezzo di Alessio. Non mi sento per niente sicuro, anche perché non è il mezzo mio. Ah. Guarda questo, ho fatto il giallo, ho fatto, no? Non è tranquilla questa cosa. Ma che è successo? Ma che è successo? Che fanno sempre i cazzoni. Ah, le andiamo. Qui è sempre un casino ed una merda, raga. Io voglio impennare un po' da fermo. Non mi fanno impennare da fermo, voglio impennare da fermo. Guardalo! Fortissimo, hai venuto. Fattomi casa. Ho troppa paura per la gente davanti. Non ci vedo con questo coso, va giù. Non ci vedo, cioè quando stai su che stai alto c'è troppa gente e non riesci a vedere. Oh! Questi sono scemi, fanno paura a me. Mica che ridere, mi ci fanno arrivare tutti con la barbona grossa eccetera, mi ci fa. Tu non sei pollo. Tu
tu non te li sei messi in tasca tutti quanti. Fai schifo! Ma ha detto con una faccia come ha fatto tornare il sorriso. Ma non c'era troppo belle. No, qua sei troppo bello, fratelli. La calcola c'è una corona un po' più grande. Ah, qua si alza, fratelli, in prima. Più guarda che... Fratelli, in prima si alza benissimo. lo so, ma c'è la differenza, Ma quanto sei stronzo da 1 a 10? Cioè, passa di qua, ti ho fatto anche spazio. Ma vaffanculo, veramente. Quelli per questo deve stare qua solo, senza regole. Basta, mi devo fermare perché non me la sto godendo. No Maria, io esco! Buona serata, raga! È una bici, è una bici! Madonna mia, quanto è una criminale, quanto è una criminale. Raga, non c'è cosa più bella. Strada libera, peccato che è un po' dissestata, musica, visiera scura e andiamo a dare il gas. Oh cazzo, la visiera scura mi fa impanicare. Anche senza la visiera abbassata, non mi interessa, moscerini negli occhi, andate a cagare. Però oh, se pinzo forte frena, Wow, quanto si alleggerisce il posteriore, che figata! È importante, raga, fare questi test, seriamente, perché è fondamentale sapere quanto la tua moto è pronta a frenare. Anche con l'ABS riesce ad alzarsi un po' dietro. Madonna mia, che sfiammate che tira.